C'è la necessità di ripartire e soprattutto c'è la volontà di farlo e sempre più le aziende cercano sbocchi verso l'estero. Ed ora dal Paraguay arriva un'importante opportunità di scambi commerciali per gli imprenditori veneti e della Marca in particolare. Un paese questo che ha visto negli ultimi 10 anni una notevole crescita economica e che oggi apre a nord-est. L'iniziativa è stata promossa da David Borelli, che ha avuto l'occasione di andare in questo paese e conoscere il ministro dell'Industria e del Commercio, e questa mattina le autorità del Paraguay hanno incontrato le nostre realtà imprenditoriali. Loro sono particolarmente interessati al settore delle costruzioni, dei trasporti, del tessile, hanno chiesto anche di avere degli incontri con la bioagricoltura per uno scambio anche di know-how, con i lavoratori del pellame, sono parecchi i settori che sono di loro interesse. Hanno una grande ricchezza di materie prime, ma hanno bisogno di importare tutta una serie di prodotti, soprattutto tecnologici, di cui il nord-est è specializzato. Marca Trevigiana e i nostri imprenditori sono sempre storicamente molto attivi sui mercati di esportazione. Paraguay ancora non è uno tra i paesi così, più considerati per il momento, probabilmente anche perché si conosce poco, e un'occasione, questa è appunto una delle opportunità che possiamo avere per conoscere meglio quali sono le potenzialità. Presenta all'incontro il ministro dell'Industria e del Commercio del Paraguay. È un paese che si sta aprendo al mondo e dove esistono molti ed eccellenti possibilità per fare degli investimenti. L'ambasciatore del Paraguay, Alessandro Palmero, ha spiegato che negli ultimi anni questo paese ha visto una crescita economica importante con un incremento del PIL pari al 4%. Un paese, dice, serio, che apre agli investimenti stranieri. In poche parole, questa è un'opportunità che bisogna approfittare.